Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata Bustiano Pilosu chistionat con Giampaolo Sanna, cantatore a tenore de Benetutti, e paris con issu arresonat de su canto de sa idda, itta che narrere cantare a tenore oe, de sa necessidade po unu grasa chi custa musica intret in sas iscolas, paris con sa limba sarda, e chi in cada festa o occasione su tenore non ti adatte per mancare mai. Gasi, secondo Giampaolo, sas istituziones tiant per tribagliare parisi con sos cantadores po imparare su canto a tenore. A sa fine de sa puntata, do allogu finzas po faeddare de sa bella moda de sa idda de Benetutti. Iscultate vos como sa resonata de Bustiano Pilosu con Giampaolo Sanna. Giampaolo Sanna, come magari io si apro il manno de te, de una, forse una ventina anni stichinco. Bonus. Nara, Esa siete puro. Esatto, bides pure come non mi caghettel già. Però non siamo abboiados dai meta, non conosciamo un olbindico 6 anni su pruspuru. E tappoitu che a schende si può narrare, come te omine, e come te cantatori puru in oghe in Benetutti e in tutto tra il biddas umbe a potente occasione de discurtare, de cantare vinza un pare. Se perammo un'ocche a zigu parisi, deite che rimus a regionare, noi il duo, no? È un regione che faghiamo de duos amigos che han vivido parte de essas cosas parisi in questo tempus. Ti queria preguntare, ite ti pare da te come la situazione del suo tenore proprio in Cussenzia, in Sardegna e poi giumpimmo a Benetutti pure? Ma tanto, in generale, sicuramente a livello ufficiale, sicuramente ad un'importanza manna, tanto è vero che sul riconoscimento dell'UNESCO vanno da longa, non sopra questa cosa. Cioè, se l'UNESCO ha riconosciuto l'importanza di un canto, che questa è una cultura identitaria e unica della Sardegna, io penso che non va a bannangherate, no? È abbastanza chiaro che comunque è abbastanza riconosciuta come cultura e come importanza della cultura mattessi. Però secondo me forse sì, come a me das cosas, a bortas sordevora riescono a comprendere l'importanza più del suo dentro. Tanto è vero che se andiamo a andare proprio su pratico, questa cosa che viviamo ogni giorno, sos chi di andare a essere sos esempio, sos rappresentanti e sos che amministrano effettivamente poi sa Sardegna, sia dal livello regionale, sia dal livello comunale o provinciale, forse sono un po' più distratto rispetto a sordevora e a sos stranzos che invece si sono visto di una cultura importante e identitaria che appunto differenzia la Sardegna da tante altre zone del mondo. Quindi ti rispondo nel di gusto che sicuramente noi sardos che cantiamo, che siamo appassionati e che siamo proprio a contatto diretto che in questa cultura ne siamo prenos, siamo sicurissimi che è importante. Probabilmente altri che invece si sono un po' come a narrare stressiati da questa cultura popolare e che comunque hanno ruoli importanti a livello amministrativo, magari di andare a fare un po' più di attenzione e un po' più di modo di lo riconoscere e di lo rendere più evidente questa cosa. Ecco, secondo me abbiamo bisogno di venire di gusto. Te due narralba due livelli de situazioni. A un'ala, come te narrere, bisogna sos cantatores e os protagonistas di questo mondo, che ne tenen un concetto alto, però se andiamo a fora di questo gruppo, agattiamo qualche difficoltà, de massimo in sos esponentes che poi decidono le politiche culturali, insomma, no? In Salbidas, a Masu Brusu e in Sardegna in generale. Però in intro del suo mondo nostro,
Torrammo un'ocche a su nostro, poi torrammo su mancari a s'argomento che so idende che t'aggrada da finza de comprendere che bicchiere qualche cambiamento in sa politica culturale pure, no? Però torrammo su a intro de su mondo de sos cantatore, no? Semmo facendo su bastante, non semmo impignende. Qual è sa situazione de su tenore in intro de salbiddas? Per quanto mi riguarda, sicuramente da pannare schinono, in sul senso che, come t'ho appena annato, si este una cosa culturale, identitaria, unica e probabilmente, e non sono esperto, ma probabilmente o quasi sicuramente este tra le più antiche, le più raigate, no? E noi siamo fattende pochissimo per non ponere in risalto questa cosa, no? E questo non è un dispiacere che comunque io fai delle comunità che conosco e che poi per pratica vedo mai da brusa attenzione a bortas a, ma forse fanno in maniera involontaria, non lisco questo si ergai o meno. Comunque, per uso attratto delle cose esterne, piuttosto che magari andare a cercare veramente se che sono identitarie nostre, o mezzo su, tenere gusto. Tutti los che siamo appassionati e che cantiamo, non diamo dubbio e non andiamo manco a cercare altre cose. Chi invece magari non è proprio a corso o non ha scoperto questo mondo dessa cultura sarda popolare, magari si lascia influenzare più facilmente. Quindi, secondo me, a questo punto, sul ruolo nostro, che invece siamo convinti e siamo fino in grado, se chiediamo che esperienza che ognuno di noi ha fatto in questo settore, è giusto che ci impegniamo proprio a fare comprendere che scusa avere l'identità nostra e che scusa che comunque non ha che la debbano praticare a malauzza, però la debbano conoscere. A sa matessi stregua dessa limba, a sa matessi stregua le altre altre cose che abbiamo sempre conosciuto. Cioè, uno bene tutto per un motivo di derivare, per un motivo della vita, che comunque ognuno di noi ha una vita legata al suo derivallo, quindi al suo spostamento da una ida all'altra, e quindi è obbligato in certo contesto a fare in italiano, no? Giustissimo, che è la lingua nazionale. Questo non crea nada che deve dimenticare invece la lingua sua. Come te minimo la deve conoscere. E questo penso. E a suo stesso modo, come te conosca esa limba, deve conoscere esas tradizioni, quindi che sia su canto, che sia su ballo, che sia sa poesia o che sia sa tradizione popolare di questa ida, la deve conoscere. E la deve, come te minimo, tramandare a suo figlio, a suo nipote e a suo che sono più minori, su che in dopo. Questo è ciò che penso io. Commente che questo è un trivaglio, questo de cercare de mezzorare esas questioni, è un trivaglio, un'opera che non è facile, che non è che uno tiene de sameichina per narrare isco su manzano, leamo questa cosa e diventiamo cantatori o non sagrada da che noi si schimmo che su mondo de oggi differentemente da su eris in un besu tenore è screschitu, è spesato innanti il dedotto, ma poi è screschitu il fatto manni importante e a noi non si sta barrando una parte manna, ma forse qualche cosa che l'abbiamo perdita pure, ma lo mantenere in tempo de oggi è scomplicato, come al nato tue, per esempio, vado un montone di altre sono, di altra musica, di altre cantones che ben impraticata meda de brusu, no? Meda de brusu, non naro da esa gente direttamente, ma iscurtata da esa gente meda de brusu. Noi itte potimmo fagere issa pratica, ite pessas tu, per esempio, vedi a cherrere in bene tutti. Ma intanto su canto a tenore deve essere, oltre ad essere praticato da esos appassionados, questo canto a tenore deve essere in mezzo a sa gente, no? Quindi penso che sia giusto che, come te l'hai sempre usato, fino a carcano vagade, si canta di sorzelleri, si canta di salfesta, ma quasi quasi deve essere, tra virgolette, un obbligo che sia presente su tenore in qualsiasi evento culturale e popolare di questa ida. Quindi su tenore non nos dimentichiamo ormai che este comunque un richiamo della poesia, quindi della letteratura sarda scritta, no? La poesia sarda, se non è cantata da su tenore, questa pure anda a sparire, no? Quindi se noi pratichiamo su tenore e se la gente si abitua all'intendere proprio dal vivo, no? Noi sul CD, noi non in YouTube e noi in internet, non è questa stessa cosa, ha un effetto convincente, si può andare,
più importante e più forte. Quindi sia chi amministra, sia chi organizza festa, non si può mai assolutamente dimenticare su denore. Questo secondo me è la base di tutto. Poi sopra questa idea, che mi immagino e mi avviso che comunque in gente che non è meno sensibile è difficile da comprendere, però secondo me a furia della presentare, di dare, sono che sattero, della praticare, dell'intendere, a bello la gente si convinca di che è una cosa importante, ecco. Io ho pensato che in questo anno non pezzi, non hanno bene tutti, che come siamo zirendo tutti i albidas, che in questo anno non abbiamo combattuto. Come te posso narrare? Non ho cambiato da certe festas e abbiamo lasciato vagare. E noi non che siamo sticchiti, che siamo educati, no? E come te cultura nostra, vinza sarda, siamo gente che non si chiede di imponere a malagana essas cose, no? E tanto però a bello, sosatteros che tutta questa cultura, questo rispetto non l'utenene, sì che sono isticchitos. Atteras formas, atteras cosas, e a ultimo ti cagata al fora dei zuzzilleri, ti cagattasi fora de un dundinzu, ti cagattasi fora de una innenna, ti cagattasi fora de galesi e cosa, e non abbiamo il fatto, forse a parre il meu, su passaggio de non che torrare a bello a inserire, forse scustu diamo spot il fagere. Sicuramente, questo infatti su campionato prima fui riferito proprio a questo, che noi che siamo in prima linea appassionati e convinti che questa cosa debba essere montesa e tramandata, intanto non dobbiamo usare esa debilezza, non dobbiamo che fare in modo da fuori da esos atteros. E al stesso tempo però da esa gana, esa convinzione de lo trasmettere a esos atteros, a chi non lo pratica, a chi non lo conosce. Abbiamo visto esempio, non manco da me, da venire di amministratore, no? Che comunque che in tutta la cultura, in tutta la preparazione culturale che può tenere, però hanno a federe da tenore e non sono in grado di distinguere uno tenore da una ida a un'altra. Fai d'amor di ida, non è che uno deve conoscere tutto lo tenore, e non è solo deve conoscere. Oppure si canta su tenore da ida solo deve conoscere rispetto a uno tenore di un'altra ida. Cioè uno sindaco è impensabile che non sia in grado di conoscere la lingua sua dalla lingua di un'altra ida. È inammissibile, questa è una cosa che non può esistere, secondo me. E vamo de rifagliare meda in pagas paraulas, meda. Però un'altra questione che mi piace che prima abbiamo nato che io mi sono in bezzende e tu se spruzzovano meda. E questo argomento è un argomento importante, cioè e noi che abbiamo notato vinzas in questo al diese che sono inzenda in oghe, chi bada zovano spero che cantano. Però zovano il de te pure, è una generazione vinza spru spizzino il de te, gente che brinca de pago sos 30 anni, a inghirio de sos 30 anni, che sono cantende in oghe in bene tutti. Come intende questa situazione dello spizzino in oghe, come intendeste? Stai commentando un nato, namos che vada una bella generazione di trentenni, di 30-40 anni che galu conoscono su tenore, che lo pratica pure, quindi sta in grado pure di narrare sa sua, no? Purtroppo però invece dai 30 anni in basso su problema si pone che effettivamente non si appassionano più, forse tutta una serie di motivi che abbiamo nato prima, no? Che non va ad esempio, che non va punto di riferimento, quindi non appena punto di riferimento non dovevano essere, come te generale, legittimato, no? A crostare su che le piaghe, su che è più orecchiabile. Però magari se io sono all'interno di un orto in pruso, si sa gara che all'interno di un orto in pruso, magari qualche giovane si appassiona di pruso, è più come te sportato a si appassionare. Però appunto sorzovano da sorvinti, insomma se date che uno può cominciare a comprendere effettivamente l'importanza di queste cose, vadano vuoto in questo momento che secondo me è giusto che pensa da in qualche modo prenato, ecco. In questo senso debbi rifagliare che l'ho notato io pure e forse questa iniziativa che se ne due chi ha un'ala deve impedire
protagonista in sa comunità e s'amministrazione vinza de sa comunità, sos comitados o sas associazioni che vi possono essere all'interno di una idda, ma vinza sos cantadores, no? Come protagonista di questo de cercare de che tornare su tenore a su ruolo suo, no? E a dare occasione vinzas a sol giovanos intanto dell'intendere, no? E poi vinzas che rifende dello praticare. Qualche iniziativa che si dia potelleare proprio chi mancari chi su tenore potti del fagere che di a poter essere a banda de saschi ammolnato tiene da conca qualche cosa proprio poca curziare sospruzzovanos. Sicuramente non come la sua ventenne io, ma che la Murza cominciava, no? Tu scrivi benissimo, tutto il progetto che abbiamo fatto, chissà si scola, non te lo puoi dimenticare. E su punto di partenza, è questa cultura del sorzovano è parte della scuola. Se prima non tutto andava in scuola, quindi fisi scuola della vita, no? Cioè, su tenore si impara che intendi a sormanno, come purtroppo non da su tenore non imparano manco la lingua, quindi è giusto che la lingua sia da praticare nelle scuole e quindi fatta la lingua e legata alla lingua viene su tenore. Come abbiamo fatto con 2 anni che in questo progetto del suo tenore in scuola, no? È stata una bellissima idea, purtroppo poi si è arenato, non va, no? Però come fase iniziale è stato importante, che me da pizzocco, de battore di canno, de bindicanno, che scusa se date che uno si appassiona a queste cose, è stato importante che in cui ha più me da giovani che sono, cioè che li spiega proprio, ma le si spiega che l'hanno inteso direttamente dai noi. Questa è una camminera di sicuro. Ascu, può serrare questa regionata che integusu, sa questione del suo cambiamento del suo tenore, no? Chi abbiamo regionato che in altri spuri, no? Che in altri albide, al de commente si canta doie. Tu hai un'opinione tua sopra questo cantonzo moderno e te ne pensas? Ne penso che ovviamente se evoluzione che le sia cosa è normale che esista e che vi sia e quindi non ha nulla in contrario a evoluzione del suo tenore puro che fa parte della vita, però su che penso è questo, come abbiamo detto prima in altre occasioni, che in ogni caso gai come la lingua torniamo sempre sul discorso identitario, no? Uno dei noi si deve riconoscere, deve dare quelle caratteristiche che lo differenziano da una ida s'altra. Come su tenore bene tutti, come cultura, è me da corso a su tenore devo tornare de nulle, de urune, de bitti, siamo in questo ambito territoriale, no? E quindi su sono, è me da assimizzo a questo tipo di tenore. Però poi abbiamo tutta la sfumatura, delle scorpos, delle arziradas e delle interpretazioni che poi ognuno dà, che comunque si deve distinguere, si deve riconoscere. Se io intendo su sono di uno tenore, devo arrivare a comprendere le galleghe este, ok? Quindi è vero che sono tenore moderno, cioè tenore de como sono meda più bello a livello musicale, che sono più ricercato, va più perfezionamento, più sa capacità di venire registrare, quindi de correre che non andrà bene, delle rende più orecchiabile, ma la cosa più importante è che bisogna riconoscibile, secondo me, sa moda, deve tornare tutto a sa moda della Saida. Quindi ogni cantatore giustamente ha sempre interpretazione sua, no? Abbiamo detto prima, quello che sa mai in questo modo, che la sente in questo modo, quello che sa contra in quell'altro modo, che la sente gai, no? E su cantatore idem, sa stessa cosa, però poi tutto deve tornare a sa stessa moda, non deve esistere il scoppiazzamento di altre moda, è la idogai, quindi se evoluzione è giusto che sia come ogni cosa, cioè non esiste più su tenore degli anni 60 come, no? E non esiste più che la gente che canta adesso che mante su 60 meda o su bonus che non essere morto, quindi va tutto un tipo diverso però ripeto, su tenore bene tutti si deve riconoscere da uno tenore uruna, da uno tenore bitti o da orgosolo eccetera eccetera. Questo deve essere chiaro. Innanzi vimmo iscurtende e supra cantende, no? E beh, a 3 contras.
E tu hai malnato, sono tre scontral de Idda, che cantano tutto a sa benetuttesa, ma il bene da conca che basa accennato come, no? Però mi piace da mancare di spiegare vinza a chi non si scurta da. I te al narrare che questa tre scontra sono tre scontras de benetutti, però se tu la scurta al bene, che in attenzione cantano in tre maniere differenti. E casonarles che intanto un zunu de sostrese giungen su drimbissoro, no? Quindi su zunu è diverso, normale, este fa che parte sa natura. S'idea, pure che si hanno fatto isso de commente fa che sa contra. E poi, naturalmente, sa capacità pure di si adattare in questo momento a chi è cantata, a chi è va che su basso, che comunque sa abilità del suo cantatore non è a essere protagonista, ma è a fare melodia chi si usato il battolo o chi si usato lo strese. Quindi ognuno tende a su modo suo dell'interpretare, e però allo stesso tempo stinaro è una cosa bella ed è tutto ricchezza, che comunque sa diversità pro canto può essere più o meno difficile da porta di comprendere spuro, ma è ricchezza, che se no diventa una cosa standardizzata, una cosa fritta, e si coppia in maniera troppo schematica, no? E quindi manca questo entusiasmo, questa garriga che ti fa cambiare suo tenore uno da un altro. Cioè, non un tenore, se cambiamo su un pezzo, in questo caso sa contra, che probabilmente assume anche su tenore nostro, ma penso in tutto quanto sostenore, è un elemento fondamentale, no? Può cambiare sa contra, che su altro spezzo preciso e ti fa un tenore diverso. Cabete interpretazione di questa contra, che appunto modifica la melodia di questo tenore. Però ripeto, poi tutto gusto deve tornare sempre a sa matessi moda. Sì, che questo credo che lo siamo il facende, che lo siamo il facende, finza sin bene tutti questa sensibilità e screschi da me in tutta la Sardegna, no? De comprendere che tutto non di abbattire a parinare tutto e a sossimizzare tutto, no? Che scurtende YouTube, scurtende in Facebook, scurtende sos telefoninos in donzi maniera, sul disco, in sal macchina, tutto conosciamo tutto sul mondo del suo tenore, no? E siamo influenzati tutto. Però la sensibilità mi pare che bisi è questa in Sardegna. Su chi è importante è che e finza su che è nato due come appare il mio. E cioè sul fatto di questa libertà di interpretazione, comprendendo di un che colloca in intro di una idda e comprendendo che itte ti permette di fare cantando sa moda di sa idda, no? E credo che questa tre scontras benetuttesas siano distimonzas di una qualità e di una cultura musicale che in bene tutti è il galu via e chi funziona a galu che produce questa differenza de contras, che il fare de contras, ma lo diamo spot il fagere finza sposso il basso che abbiamo inteso finza cantende oie. E tanto ti ringrazio per questa ragionata che abbiamo fatto e penso che noi siamo a tornare a boiare che sa questione se si Deus cherede si andrà da innanti. Grazie. Grazie a te. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas è un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.